Come ora io già non fanno niente perché ora qua c'è a mettere i paletti, non voglio più tamata. E chi su che a Ma fare? tutta. Ma che sistema è? Allora, praticamente c'è stata già la seconda volta che l'asfaltano e non c'entrano niente, no. Sembra Mensa, sì, mensa. Non c'entrano niente l'operaio, anzi volevo dire che siccome l'operaio misero un cartello da sotto, tale dire passano i macchine, no? I moti, ma misero un cartello per non fare salire le macchine e qualcuno ci levano, ci passano stessi persone, no? Quindi no, alla volta dice l'operaio, un vano. E allora, e qua praticamente ci fecero due volte, chi c'è la seconda volta, e l'appena a fare al re perché? Perché hanno fatto dei lavori sull'asfalto nuovo. Oh, e non solo, e fecero metà. L'altra metà non stanno fanno. Qua ci sono i residenti un pochettino alterati perché c'è un problema che poi non è un problema lo creano le persone che trasano che macchine qua che se verranno a pigliare le creature intraclasse, no? Con tutto il SUV, no? E ogni volta qua ci si andasa a dire i macchine passano, c'è un cartello miso già. All'entrata da i carusi, l'operaio, ci sono un cartello, come fanno a nascere le macchine da qua? Questo è una cosa che ci chiediamo, no? Capito? Comunque, a parte che ci sono le persone che sono esasperate perché la gente viene a prendere i bambini direttamente con SUV che se potessero scendere in scale con Giappone ci trasissono un zero da in classe e ogni volta qua si indasa. E allora i residenti vogliono fare e ce la faranno, secondo me, io li aiuterò. Tipo una raccolta firme che casi chiura assata. I hanno telecomandi, il residente con paletto che se ne trasa, come fanno in America, come fanno nei paesi una sui VIP, no? Ci facciamo mettere i paletti da un residente con telecomando, un paletto se ne cala e il trasa, non è così, qua un trasi più nudo. Va bene così, non è bella come idea? I paletti, non bene bene, sì, va bene. Però in ogni caso ora stanno facendo metà. Dice che con una pari 1000 euro si poteva fare l'altra metà, dice. Però in ogni caso speriamo che non spassano a re. Terenziano, a te la linea studio. E pensaci a questa idea di mettere i paletta, di chiudere certi ambienti, un c'è motivo di passaggio, di cose. I paletti sulla banchina. Sulla banchina. Sulla banchina. Sì, sulla banchina perché sì, è perché se io chiudo ammazzato non è meglio che tu alzate tutta to. Intanto mette la strada senza uscita, solo il residente. Solo il residente, l'ho capito, però poi Non persone paesi in merda di gelo che esatto, veramente. perché i paletta deturpano poi, non è che possono mettere un paletto tutto. Tipo Kiss tu vuoi dire, no? Sì. Tipo Kiss, va bene, ci sono già sotto i specie i balconcini inverniati. Può fare posteggiare i macchine sopra banchina il signore qua mi sta dicendo. Ma io meglio ancora io. Io ci mettissi i paletta da chi con telecomando, a tutti i residenti ci danno telecomando e i trasano, vedi, le macchine trasano ancora da rinda. C'è la strada chiusa da banna, capito? Ecco, vedi, ora trasì un zapunnaire, dice ma ora non è, perché da c'è un camion e possibilmente un po' passare. Vabbè, tale Terenzia, a te la linea studio già su 2 volte che ti manna la linea studio. Lo so, purtroppo è così. Un nasso, sì, ci avevano messo un nasso di qua a là. Direi che i caruse ci avevano messo un. Ovviamente ci avevano messo un nasso i caruse qua, no? E niente, le persone trasano lo stesso. E parcheggiano pure come ve ne vede, sta trasendo. È chiuso comunque, non si vede perché un nastro ciuluvaro ma è chiuso. E va bene, dai, a voi la linea studio di nuovo Terenziano per la terza volta. Io quando con ma compare il Rino mi piglio caffè e c'è catto pane a mamma e di Lauria e a voi la linea studio. Che c'è? Bordello? No? Succeria. Ah, ma è chiusa per qua.
Che succede? Ah, tamponamento. Tamponamento, niente. Sì, lascia fare al re, l'hanno detto con città di alta, l'hanno detto. Oh, dice, 3 botti ce l'ha messo un naso. No. Stanno facendo l'asfalto nuovo e come finiranno ci commuoveremo, perché il gelese quando vede un asfalto nuovo si commuove. Cioè praticamente ci sono macchine posteggiate che trasero dopo. E tale che tu come a travagliare, mischino. C'è mica le porzioni. C'è, sta qua, guarda. Le porzioni sono passate. Guarda. Guarda come hanno a travagliare, carose, Cioè non c'è un vigile urbano, ci fu un tamponamento dopo che se ci cangia la macchina e chi tu pensa che può fatta l'assicurazione, giustamente. Non lo so se ora i vigili urbani capaci che vengono con tamponamento e un meno però per regolare qua il traffico, cioè cose strane. Infatti ora sicuramente c'è un traffico bloccato perché ora arrivare i vigili urbani, perché chi può fatta l'assicurazione, capisci? Perché il tamponà c'ha la macchina nuova e può fatta l'assicurazione. E ora qua forse sicuramente stiamo aspettando i vigili urbani, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia, l'elicottero. Qua tutte cose bloccate ci sono. Stanno arrivando l'elicottero perché c'è avuto abbonamento, non perché c'è a strada qua, che ci sono le macchine parcheggiate, no, con abbonamento. A te la linea su di Terenziano, Terenziano. L'ambulanza è in diretta, l'ambulanza. Un bazzero tutto. L'ambulanza ce l'ha fatta. Qua ci scippano le cose, praticamente ci mettono i carrozzi, ci mettono le tabelle di vieto d'accesso e le persone spostano o li evadano e si infilano. Vabbè, Terenzia, quando lì in studio ti ha mandato di sto video? Qualche 6 o 7? Facciamo 8, a te la linea studio Terenziano. Solo che però praticamente ho scoperto che è l'Enel che sta facendo questi lavori. Cioè non è il sindaco, non è il comune che sta aggiustando la strada, è l'Enel che dopo aver fatto i vari impianti ora sta ripristinando quello che ha rotto, perché questo è a metà, perché praticamente stanno asfaltando, non c'è passare i fila idro, l'Enel, quindi è l'Enel, non è un comune che sta resettando questa strada. Attenzione, io convinto che era Terenziano, finalmente sta aggiustando la via Danubio, la via Europa, invece no, è l'Enel che sta ripristinando, vi stanno resettando una fice di Portosi. Vabbè, però comunque Terenziano, è lo stesso la linea a te in studio, lo stesso a te la devo mandare la linea, perché sei il sindaco. Ora io penso, no? Un comune senza sordi, dissesto, perché non avete approfittato che stavano facendo i lavori metà asfalto, ne approfittavate e facevo l'altra metà. La stessa ditta, con una pare 1000 euro superchio, vi facevano l'altra metà. Come mai? Parlate di programmazione di lavori, di cose e conti, no? Questa non era una programmazione di lavoro. A ma birre quanto dura sta mezza asfaltatina, fatta dall'Enel, Ripetiamo, fatta dall'Enel, qua non c'entra niente il comune, è l'Enel che sta ripristinando lo stato dei luoghi dopo i lavori fatti. Ciao Terenziano, tesoro!